Questi sono gli obiettivi dell'evento che si è tenuto il 17 settembre presso gli impianti natatori del Gymnasium Water Age a Cordenons, alla quale hanno collaborato il Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone, l'Associazione della Polizia di Stato di Trieste, la SD I Cani del Sorriso di Bertiolo, i Bagnini della Società Nazionale di Salvamento di Pordenone, l'Associazione La Pannocchia di Codroipo e il Centro Studi e Formazione Gymnasium. Alla manifestazione hanno partecipato persone con diverse disabilità fisiche e l'intellettivo relazionali che hanno assistito alle varie manovre di salvataggio dal soccorso a persona a nuoto, con soccorritori vincolati al soccorso a persona con difficoltà motorie su sedia a rotelle, simulazione di trasporto in ambito alluvionale e varie manovre di soccorso utilizzando lo stand-up paddling, sul quale durante il trasporto è stata simulata anche una manovra di rianimazione cardiopolmonare. Al termine delle dimostrazioni le persone diversamente abili sono state trasportate in completa sicurezza con il gommone da rafting all'interno della piscina.